Piacere di ascoltare insieme in questa mattinata di Radio In. Continuiamo con la nostra rubrica Open Day Cinema, come ogni martedì. Dove andiamo? Da chi andiamo? Allora, in teoria ci piacerebbe molto andare al Lucca Film Festival, ma ancora è presto perché il festival ci sarà il 26 settembre fino al 4 ottobre, ma noi abbiamo il piacere di incontrare la condirettrice artistica Cristina Puccinelli in collegamento con noi. Benvenuta Cristina. Grazie mille dell'invito. Siamo molto felici, a parte ho studiato a fondo il tuo curriculum professionale, sei nata come attrice, ma poi ti ha appassionato molto la scrittura e la regia. Poi parleremo anche del tuo corto che da pochissimo è andato in onda. Intanto raccontaci del Lucca Film Festival. Fervono i preparativi, c'è un importante appuntamento a breve. Cristina. Sì, abbiamo deciso quest'anno di fare 2 incontri primaverili così per non tenere un po' calda la città, e abbiamo fatto un incontro con Fisher Stevens, che è un bravissimo regista, attore, produttore, che ha vinto un premio Oscar con questo documentario che ha presentato qui, molto, molto forte, The Cove, sulla baia dove muoiono i delfini in Giappone. È stato molto bello, e adesso facciamo un altro incontro con Alissa Jung. Questi incontri sono la sera con il pubblico e la mattina con i ragazzi, perché noi facciamo anche un progetto formativo. Bellissimo per le scuole questo. Sì, è bello perché comunque i ragazzi poi fanno dei cortometraggi, si trovano insieme, insomma è bello ascoltare le loro voci, perché no, se ne parla tanto, ed è vero che insomma anche loro hanno vissuto dei periodi particolari, perché comunque tutti noi siamo cambiati post-Covid, siamo in un mondo dove ci siamo abituati a vedere le guerre sui cellulari, quindi in realtà si fanno tante domande, ed è bello anche che si cimentino con questo mezzo, no? Per esprimersi, perché alla fine esprimersi tramite qualcosa ci apre delle porte, penso sia più semplice, no? Che parlare direttamente. Cristina, per Alissa Jung questo è l'esordio alla regia. Ricordiamo il titolo Paternal Love e chi è il protagonista. Il protagonista è Luca Marinelli, è una bambina anche che è molto brava, perché padre e figlia di un rapporto complicato, per cui c'è questa ragazzina che va alla ricerca un po' di suo padre. È un film bello perché ha delle note molto delicate, no? Io spesso dico che quando comunque c'è una regia femminile sicuramente i contenuti si sentono diversi, insomma suonano in un modo diverso, ma non perché sia meglio o peggio, ma perché secondo me è bello che ci sia anche una voce femminile, ecco. Cioè il fatto che voi state evidenziando una regista che ha avuto anche una nomination ai prossimi David Donatello come migliore regista esordiente. Viva le donne in regia, Cristina, lo dico davvero di cuore. Sì. No, ma tra l'altro è successo mentre già avevamo comunicato questa cosa, però sono contenta per lei sicuramente, perché se lo merita. Siamo veramente felici. Continueremo a parlare noi ancora del Lucca Film Festival, ma soprattutto ci tengo tantissimo nel preparare la scaletta di ieri a far vedere il trailer del tuo cortometraggio che è stato presentato ad Alice nella città. Io che non vivo, ma la padrona di casa mi guarda. No, io devo dalla regia. Facciamo scaricabarile, tu guardi me, io guardo la regia, dobbiamo andare in pubblicità, quindi ti chiedo scusa Cristina. Sì, poi ha un treno Cristina che l'aspetta. Concedici qualche minuto e torniamo da te. Certo. Dopo. Basta dolore, basta! Riprendiamo da questa sensazione la prossima volta. Io non ne posso più di soffrire, non faccio che parlare coi dottori, devo tornare da mia mamma. Mamma, che cos'hai? Cos'è successo? Mi si spacca la testa. Ci ho picchiato. Hai picchiato la testa? Sì, giù dalle scale. Mamma, quello era 4 anni fa. Ah! Mi sento come il coccodrillo. In che senso? È che non so come faccio, perché non sono mai tranquilla. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una
vita senza te, sei mia, ma niente lo sai, mai niente. La canzone di Pino Donaggio fa da titolo a questo tuo corto, Cristina, che è stato presentato il 15 ottobre ad Alice nella città, nella sezione Onde Corte. È un lavoro molto intenso, io ne sono coinvolto in prima persona, te lo dico subito, ma chissà come me migliaia e migliaia di famiglie che vivono nel mondo della demenza senile e nell'Alzheimer. Cristina. Sì, allora sicuramente è un corto molto personale, e, insomma è stato proprio un bisogno di raccontare un momento di passaggio, in realtà non si parla della malattia, ma si parla proprio di com'è trovare a doverla affrontare, no? Sì. Per cui sicuramente è un corto sull'accettazione delle cose che vanno via, delle persone che non ci sono più, del dolore. E è un po' una crisi di una donna dove comunque già la vita, no, non è proprio tutto semplicissimo, e quindi quando si trova anche a dover, però poi forse è proprio che nella vita ci rendiamo conto che le cose non sono mai più grandi di quello che, cioè poi diventano enormi magari, no? Però spesso anche le cose peggiori ti aiutano un po' a ridimensionare, a trovare una nuova, c'è la necessità di trovare un nuovo punto di vista, ecco, di una ripartenza, e un po' questo mi interessava, perché siamo tutti obbligati a ripartire nella vita continuamente. E soprattutto interpretando il ruolo di Viviana, Cristina, ex sognatrice, cioè, lei a 40 anni deve rimodulare la sua vita e fare i conti con una dura realtà che è appunto la malattia della mamma. Sì, era proprio questo. Ho visto che molte persone, infatti purtroppo questa malattia è una malattia che sta colpendo tantissime persone, ed è diversa da altre malattie, nel senso che tu comunque hai quella persona vicina, però in realtà quella persona se ne sta andando perché perde le sue, diciamo proprio le sue caratteristiche di persona, e quindi ti obbliga a piano piano dover lasciare andare delle cose, ma il problema è che ti crea anche rabbia, ti crea un sacco di dissidi, perché tu vorresti quella persona com'è ed è lì. Anche perché la sì, vedi, quindi, vedi sì, l'esteriorità di quella persona che dentro non è la stessa con la quale hai vissuto un'intera vita prima di quella malattia. Senti Cristina, è possibile recuperare il corto in piattaforma, perché è andato mi pare in Rai? Sì, l'ha preso Rai Play, in Ok. questo momento addirittura è all'interno di un concorso che si chiama Tulipani Neri, Tulipani quindi Neri, si può sì. vedere, basta digitare Io che non vivo Rai Play e si trova subito, ho visto. E quindi no, Assolutamente. chi lo vuole vedere sicuramente mi fa super piacere. E siamo anche adesso in Lizza, ci hanno messo nella shortlist dei Nastri d'Argento, quindi incrociamo le dita. Dai. Noi facciamo il tifo, Cristina. Siamo con te Cristina, Grazie. davvero. Ma poi quando si trattano questi temi, si maneggiano questi temi così delicati, noi veramente abbiamo una grande sensibilità nel volerli raccontare e soprattutto amplificare, Cristina. Senti, noi ti ringraziamo di cuore, siamo stati nei tempi, quindi non perderai Grazie mille, siete il stupendi. treno. Anche tu davvero. Ricordiamo, il prossimo appuntamento è il 16 aprile a Lucca, che è la tua città natale, per la mia un'anticipazione del Lucca Film Festival. Il 16 aprile la sera alle 9 e la mattina dopo alle 9 invece con i ragazzi al Cinema Centrale. Evviva. Grazie Cristina. Grazie Ciao. a voi, buona giornata.